Porto un saluto al gentile pubblico, alle autorità civili, militari, religiose, a tutti voi. Abbiamo qui il sindaco della città di Sacile, Carlo Spagnol, e l'assessore alla cultura, Ruggero Spagnol, che comunque inviteremo sul palco per il loro intervento di benvenuto e di saluto al termine della prima parte. Questa sera l'evento è articolato in due parti. Io farò una breve presentazione, successivamente i vincitori dei premi speciali, e adesso vi dirò due parole, si esibiranno su questo palco. Al termine delle loro performance ci sarà la premiazione, consegneremo loro gli attestati, i premi, e anche annunceremo quelli che sono i 6 finalisti che torneranno a Sacile nel 2024 per la finale con orchestra. Vi dirò due parole sul concorso successivamente, quando avremo sentito questi talenti che provengono da tutto il mondo, e quindi la serata parte con questa nuova formula e ascolteremo i vincitori dei premi speciali con le loro esecuzioni per pianoforte solo. Abbiamo pensato a questi premi speciali per diversa letteratura, per valorizzare anche il loro talento specifico nell'esecuzione di un determinato pezzo. Il primo a esibirsi sarà Lukas Wilga dalla Polonia, che ha vinto il premio Centro Iniziative Europee, che è il premio destinato di 2.000 euro alla migliore esecuzione, il miglior pianista proveniente dall'area dei Balcani. Dalla suite Iberia eseguirà Tirana. La seconda performance sarà di Mayaka Nakagawa dal Giappone, che ha vinto il premio riservato alla miglior concorrente femminile. Eseguirà la Barcarola Opera 60 di Chopin. Successivamente abbiamo il vincitore del premio Lia de Barberis, che è per la migliore esecuzione della sonata di Beethoven, vinto da Ruggero Fiorella Italia, con l'esecuzione della sonata opera 111. Seguirà il vincitore del premio 900 per la migliore esecuzione del brano composto dopo il 1900 con Supave Shishuri-chan, con solo il terzo e il quarto tempo della sonata opera 103 di Prokofiev. Concluderà la serata, e qui sono molto lieto, vedo anche Arnaldo De Vita in pubblico, la migliore esecuzione del preludio Mnemes opera 2 di Giuseppe Molinari, eseguita da Vladimir Skomorokov dalla Russia. Ci rivediamo al termine del concerto. Buon ascolto.
Buonasera al gentile pubblico e grazie per la vostra presenza qui a Teatro Zancanaro. È un'occasione imperdibile, è stato davvero emozionante. Per chi non mi conosce, sono il sindaco della città di Sacile, già annunciato prima dal maestro Fregona. La serata di oggi di fatto conclude una giornata ricca, una settimana ricca di iniziative. Proprio questa sera i talenti che si sono espressi su questo palco hanno dato una grande dimostrazione di impegno, di dedizione, soprattutto di passione e di impegno per la musica. Sacile città della musica, e anche attraverso questa splendida iniziativa che Piano FVG attraverso il maestro Fregona ha ben 25 anni, non qui a Sacile naturalmente, ma negli ultimi 12 anni qui a Sacile ha portato come iniziativa, ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, e io voglio davvero congratularmi con chi, come si è appena manifestato questa sera nella loro performance, tutti gli artisti, i giovani artisti che arrivano da tutto il mondo. Sempre di più l'iniziativa raccoglie l'interesse e la partecipazione appunto di talenti da ogni parte della nostra Europa, in buona sostanza anche di più, e questo fa enormemente piacere. Quindi a tutti loro, insomma, che si cimentano qui da noi e anche in tanti altri palchi, ma arricchiscono ancora di più l'offerta culturale della nostra città e della nostra regione, do un grande ringraziamento, rivolgo un grande ringraziamento, come anche al maestro Fregona, a tutto il suo staff, che ogni anno dopo anno, continuano a dare una grande manifestazione di professionalità, di impegno e di promozione della cultura. Quindi grazie ancora e veramente in bocca al lupo per tutte le iniziative che avrete in animo di portare avanti. Grazie signor Sindaco. Mi scuso con il pubblico se ci sono alcuni tempi di vuoto, ma siamo in diretta streaming in tutto il mondo e quindi la regia ci dice quando intervenire, non possiamo farlo quando vogliamo. Io penso che il sindaco di Sacile non avrebbe mai pensato di poter ascoltare un preludio, una composizione di un compositore purtroppo scomparso prematuramente nel 2006 di Sacile. E anche per me è stata una grande emozione, perché insomma sapere che un pianista che arriva da Mosca si mette a studiare, come tutti hanno fatto gli altri, un pezzo di un compositore sacilese è un ottimo risultato. Ringraziamo la compagnia dell'Anello per aver istituito anche questo premio speciale. Devo per forza spendere 2 parole sul concorso, giusto per spiegare come funzionano i lavori. Sono 2 anni di lavoro molto intenso per promuovere questo concorso in tutto il mondo, e dopo 2 anni di lavoro, anche in questo caso abbiamo avuto 41 pianisti che hanno deciso di partecipare al nostro concorso, provenienti da 11 paesi al mondo. È un momento molto difficile, lo sappiamo, c'è una guerra, c'era stata la pandemia, e quindi dall'area dei Balcani i numeri grandi che arrivavano dalla Russia, dall'Ucraina, dall'Ungheria e dalla Polonia, e poi dall'area anche da tutta l'area dei Balcani, sono molto minori, e quindi gli 80 pianisti che normalmente avevamo sono diventati 41. Però il livello è altissimo e soprattutto, Sindaco, sono tutti molto giovani. Abbiamo potuto ascoltare dei ragazzi che hanno 20 anni questa sera, hanno una maturità, un pianismo pieno, profondo, un suono incredibile, e quindi questa è la nuova generazione e ci incoraggia a proseguire con ancora più orgoglio, Sindaco, in questa missione, perché i giovani stanno riprendendo a studiare la musica classica. Devo dire poi che Sacile, quindi, è diventata il centro, il fulcro, io non me la sarei mai aspettata. È una città bella, meravigliosa, accogliente, culturale, di interesse a livello mondiale. 2 giorni fa con il sindaco eravamo in sala giunta e ha voluto venire qui a sentire personalmente dalla Romania il console di Romania. Abbiamo avuto un grande incontro nel municipio. Poi abbiamo avuto Graziella Duma dal premio UNESCO Internazionale Festival e Competition
dalla Romania, che è venuto qui dalla Romania, questo è uno dei più grandi festival al mondo, per vedere come lavoriamo noi, e ci hanno detto bene, siamo stati soddisfattissimi. Poi il maestro Zamosi dalla Società Filarmonia, anche questa dall'Ungheria, anche qui un motivo di grande soddisfazione, anche loro hanno fatto un plauso alla nostra attività, e soprattutto ha voluto essere presente Gustav Alink, che è venuto e si è complimentato dall'Olanda, da Amsterdam, e questo è il presidente della Federazione Mondiale dei Concorsi. E quindi loro hanno visto nel nostro concorso, nella città di Sacile, l'epicentro, il fulcro veramente delle attività musicali di tutto il mondo, in particolare però dell'Europa e dell'Asia. Io credo che se sono pronti, possiamo passare alle premiazioni, sento ancora che c'è del movimento dietro a me, e quindi ecco, i presupposti ci sono tutti, Sindaco. Adesso quello che abbiamo sentito questa sera non vuol dire che tutti questi pianisti che avete sentito figureranno tra i 6 che potremo ospitare qui a Sacile nella seconda parte del concorso, perché il concorso si svolge in 4 prove, aperto a tutti in questa fase. C'è una grande selezione che viene fatta dalla giuria in 2 prove molto, molto importanti, e solo i migliori 6 pianisti vengono ammessi, poi ve li faremo conoscere, alla seconda fase del concorso, che avrà luogo qui a Sacile dal 30 aprile al 3 maggio 2024. Nella seconda fase, quindi tutti e 6 finalisti si esibiranno in un programma, in un recital per pianoforte solo, e poi si misureranno in un concerto per pianoforte e orchestra scelto dalla lettura classica, moderna e romantica. Ecco, io sono stupito perché questi 6 che hanno vinto, quindi segnatevi, hanno scelto dei concerti veramente molto impegnativi. Quindi avremo le variazioni di Paganini riviste da Rachmaninov, l'hanno scelta in 2, un pezzo strepitoso di enormi difficoltà con orchestra. Uno ha scelto il celebratissimo concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky, e gli altri hanno scelto uno il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, e il quinto il concerto imperatore di Beethoven, e l'ultimo, che avete sentito, Fiorella, invece ha scelto il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Prokofiev. Quindi il pubblico avrà un'occasione imperdibile per venire in questa sala e ascoltare tutti questi pezzi della grande letteratura della musica classica, di questi pianisti, accompagnati ovviamente dall'orchestra del Friuli Venezia Giulia. Io chiedo a Luca se siamo pronti, perché il pubblico anche non è venuto qui per ascoltarmi. Ecco, vedo di sì. Bene. Ecco, questo è il proposito. Io devo sempre restare in primo piano, faccio un lavoro che non mi piace fare. Allora, scusate se vi do anche le spalle, ma il più grande applauso che io farei è alla nostra strepitosa e meravigliosa giuria. Abbiamo Carles Lama dalla Spagna, Ik Chao-moon, Corea del Sud, Natalia Trul, Russia, Marcella Crudeli, Italia, e il nostro presidente, ormai posso dire che qui è di casa, affezionatissimo, Dubravka Tomšić dalla Slovenia. Adesso dovrei avere l'Anna, saluto tutto lo staff, scusate se ogni tanto do le spalle, che ha lavorato intensamente, in primis la Carolina, che deve essere qui da qualche parte della sala, e anche Anna, oltre a Luca Di Varmo, siamo tantissimi, abbiamo la regia con Federico Furlanetto, e quindi c'è uno staff veramente notevole. Farei un applauso anche a loro.
senza citarle l'una per una, perché poi nei libretti avrete anche modo di capire quali sono le istituzioni che ci sostengono. Anche una cosa molto importante per noi è avere un partner tecnico di assoluto prestigio che è Fazioli Pianoforti, che è anche questo un requisito di eccellenza che caratterizza il nostro concorso. Bene, allora io procedo alla consegna dei premi, credo che Anna sia pronta. Il primo premio speciale CEI Central European Initiative di 2.000 euro diploma per il miglior concorrente dei paesi CEI, esclusione dall'Italia, che sono Albania, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina, è vinto da Lukas Vilga dalla Polonia. Consegna il premio l'assessore alla cultura Ruggero Spagnolo. Bene, il premio speciale, l'avete ascoltato, intitolato a Lia De Barberis, che è stato il nostro presidente di giuria per molte edizioni, di 1.000 euro diploma per la migliore esecuzione della sonata di Beethoven a Ruggero Fiorella, Italia. Come si chiama questo? Consegna il premio il sindaco di Sacile, Carlo Spagnolo. Questi sono dei premi speciali e non è detto che la giuria debba per forza assegnare il premio quando non è convinta dell'esecuzione che ha ascoltato. E per questa edizione la giuria ha ritenuto di non assegnare il premio speciale Chopin per la migliore esecuzione dello studio dall'opera 10 e dall'opera 25. Passiamo ora a un premio bellissimo, il premio speciale FIDAPA di 1.000 euro diploma offerto dalla FIDAPA di Pordenone alla miglior concorrente femminile, Makagawa Mayaka, Giappone. Consegna il premio il presidente Anna Maria Poggioli. Bene, congratulations. Allora, borsa di studio Giuseppe Molinari di 1.000 euro per la migliore esecuzione del preludio opera 2 Mnemes di Giuseppe Molinari, offerta dall'associazione La Compagnia dell'Anello di Sacile a Vladimir Skomorokov, Russia. Consegna il premio Arnaldo De Vita. Bene, siamo alla conclusione. L'ultimo premio speciale che avete ascoltato è il premio speciale 900 riservato alla migliore esecuzione del brano composto dopo il 1900 di 1.000 euro diploma per la migliore esecuzione di Supavi Shisuri-chan, Thailandia. Consegna il premio il nostro presidente Dubravka Tomšić. Bene,
Adesso il momento atteso, li vediamo qui al mio fianco. Come dicevo, alcuni purtroppo non saranno presenti l'anno prossimo. Comunque i 6 finalisti che la giuria ha ritenuto di far partecipare alla seconda fase, alla finale, come ho detto prima, anche con orchestra: Yu Wen, Cina. Bisogna capire anche che questi giovani arrivano da lontano. Allora, invece il secondo concorrente ammesso alla seconda fase, dall'Italia, Fiorella Ruggero. Il terzo concorrente ammesso alla fase finale del concorso, Lukinov Nikita, Russia. Il quarto concorrente ammesso, Nakagawa Mayaka, Giappone. Quinto concorrente ammesso dal Giappone, Sato Motohiro. Ultimo concorrente ammesso dalla Thailandia, Shuri Chan, scusate, Supave, Thailandia. Che dire, vi ringraziamo, vi aspettiamo. E ricordo al gentile pubblico che domani sera, in collaborazione con l'Orchestra Busoni di Trieste, diretta dal maestro Massimo Belli, alle ore 18 all'ex chiesa di San Gregorio ci sarà un concerto conclusivo che abbiamo voluto promuovere di domenica con l'Orchestra da Camera Busoni, un repertorio per l'Orchestra da Camera, e ci sarà un'altra giovane pianista, Claudia Vento, che farà di Mozart il K414. Grazie, buona serata e arrivederci.